Ciao a tutti, oggi mi è capitata una scena molto curiosa. La volete sapere? Allora, seguitemi, venite con me. Aio! Poco fa mi trovavo in una posizione simile a questa, quando a un certo punto si è avvicinata una bambina che mi ha chiesto: "È suo il tubo?" Non l'ho guardata così stupita. Ero praticamente qui assorta nei miei pensieri che mi stavo rilassando con l'idromassaggio quando si è avvicinata una bambina che mi ha detto: "È vostro il tubo?" La domanda mi è sembrata alquanto strana e le ho chiesto: "Nella piscina i tubi ne hai bisogno, non tenendo uno?" E lei mi ha risposto: "No, quello che è sopra di voi." "No, no, prendilo pure." E poi ho aggiunto il voi. Guardi, era simile a sua mamma, si capiva che la signora era sua mamma. Ho detto: "Guardate, è già difficile trovare un bambino che dia del lei, figuriamoci del voi." Le uniche persone che conosco che hanno sempre utilizzato il voi con gli adulti, con gli estranei, sono mia mamma, la sorella di mia nonna e le sorelle di mia nonna e zia Iole, che è ancora viva, che ancora oggi al medico di famiglia dà del voi. I bambini oggi hanno imparato a dare del tu a tutti, non riconoscendo dov'è il limite tra il loro spazio e l'adulto. I genitori non trasmettono più l'importanza che ci deve essere nell'insegnare a un bambino che non è tutto permesso, che il linguaggio deve essere differente quando si parla con i propri compagnetti o quando si parla invece con un adulto, chiunque esso sia, soprattutto se un adulto con cui non si ha confidenza. Per cui volevo raccontarvelo perché rarissimamente capitano questi episodi, però ancora ci sono bambini veramente ben educati. Mi fa piacere sottolineare questi casi quando capitano, per cui tanti complimenti a Emma e a sua mamma e vi saluto. Ciao ciao!